Accecato dalla rabbia, ha preso a calci e pugni la gettoniera della lavanderia self-service facendo danni per almeno 3.000 euro. È caduto in piazza da Pra, a San Biagio di Callalta, all'interno di una lavanderia automatica. Una violenza gratuita e senza motivo che si è trasformata in una denuncia per danneggiamento dopo che il titolare ha raccontato l'accaduto ai carabinieri che grazie alle immagini di videosorveglianza hanno identificato l'uomo. È un episodio che rattrista la comunità di San Biagio di Callalta. Si tratta pur sempre di un fenomeno isolato e circoscritto. Il cittadino non è residente nel comune di San Biagio di Callalta, ma si trovava nel nostro territorio appunto di passaggio. Ci tengo a ringraziare le forze dell'ordine, in particolare il comando dei carabinieri di San Biagio di Callalta, che in modo tempestivo ed efficace sono riusciti a individuare da subito il colpevole. Ma colpisce ancora di più il fatto che si tratti di un giovane di soli 26 anni, di origini campane, si trovava temporaneamente in trasferta nella Marca per motivi di lavoro. È chiaro che questi episodi di ira, soprattutto in età giovane, sono sempre più frequenti e pongono noi amministratori in una posizione di riflessione per cercare delle politiche che siano all'avanguardia verso i giovani. Con i carabinieri il giovane si sarebbe giustificato dicendo che la macchina non gli aveva restituito il resto e così è scattata la violenza.